Raddoppiare le corsie della regionale 308 e collegarla alla superstrada pedemontana veneta. Modificare in accordo con i comuni attraversati il tracciato della SP47 Val Sugana. Collegare questa arteria anche alle SR 308 e 307. Progetto e realizzazione dei lavori affidati a un commissario, il presidente della Regione Veneto. I 10 sindaci della Federazione Comuni del Campo Sampierese hanno scritto anche questo in una lettera alla Regione perché chiede al governo di inserire nei fondi del Piano Italiano di Ripresa e Resilienza il finanziamento del collegamento diretto tra Padova e la superstrada pedemontana tramite la SR 308 del Santo e la SP 47 Valsugana. Individuare le risorse per realizzare il raddoppio di questa strada è sempre più fondamentale, perché su questa strada passano appunto tutte le merci che ogni giorno riforniscono le grandi aziende e le piccole realtà che rendono ricco il nostro territorio. Ma un domani serviranno a collegare il polo ospedaliero che sorgerà a Padova Est con quella che sta per essere inaugurata, ovvero la strada pedemontana che appunto solcherà il Trevigiano a nord dei nostri territori. Un intervento fondamentale, hanno detto i sindaci del Campo Sampierese, che si appellano alla Regione perché ottenga finanziamenti governativi anche dal tanto decantato Recovery Fund. Opere che solleverebbero i territori dell'Alta dall'assalto del traffico pesante. Pensiamo solo all'inquinamento delle code, dei rallentamenti e quindi non solo una risposta infrastrutturale, non solo una risposta alle categorie produttive, ma anche una risposta ambientale. Un traffico fluido, un traffico scorrevole vuol dire meno inquinamento, oltre che a meno attese.